Bene, 18 marzo quindi appuntamento al Teatro Comunale di Treviso con Ogni giorno per Emma, invece il 17 marzo possiamo andare in quel di Casale, c'è un piccolo conflitto di interesse per la presentazione di un libro ma soprattutto di una fondazione che opera per l'umanizzazione delle cure, il servizio. Si terrà sabato 17 marzo a Casale sul Sile la presentazione del libro La voce dell'anima, scritto da Luca Pinzi. Tra le pagine un percorso che porta alla riflessione interiore, spinta da un evento improvviso, indesiderato e temuto. Oltre all'autore interverranno il direttore generale dell'UIS 2 Francesco Benazzi e Fernando Gaion, presidente della fondazione Altre Parole Onlus. Proprio alla fondazione che si occupa di umanizzazione delle cure verranno devoluti i proventi della serata. Con la crisi, con le difficoltà, una persona cambia, cioè affronta la vita e il mondo in un modo completamente diverso. Sia che sia una crisi legata alla malattia, sia che sia una crisi, come dice il libro, legata ovviamente a una crisi aziendale. Quindi l'uomo si difende e riesce a superare le crisi perché cambia totalmente. Viene presentato un libro che esprime, che manda dei messaggi che aiutano le persone che hanno incontrato la malattia, ma non solo, anche altre situazioni di crisi, ad uscirne. È una rinascita questo libro, è ricco di messaggi molto positivi, molto profondi e dimostrano come anche quello che sembra poter spazzar via tutto può diventare un'opportunità. In questo caso la malattia, in altri casi può essere una crisi economica. Questa è la forza del libro. Un impegno, quello portato avanti dalla Fondazione, che crede fortemente nelle arti come scrittura, musica e teatro quali elementi essenziali durante un percorso ospedaliero. Un approccio interdisciplinare che ha l'obiettivo di prendersi cura, oltre che della malattia, anche della persona. Appuntamento quindi alle 21 nell'auditorium di via Vittorio Veneto a Casale sul Sile. È fondamentale che la parte sanitaria aiuti il paziente a ritrovare se stesso, ma soprattutto a diventare protagonista, perché solo essere protagonista ed essere parte attiva nella relazione di cura può portare a una guarigione migliore.